Era in gita col marito e i figli quando la barca è finita sotto un ponte. La donna di 42 anni è rimasta schiacciata. La tragedia a Jesolo. Indagini in corso per risalire l'identità dei resti dell'uomo deceduto probabilmente da diversi mesi in un campo incolto a Marghera. Un camion perde lastre di ferro sulla carreggiata castellana bloccata per ore sul posto, i vigili del fuoco. Vorrei andare con Zaia in giro per l'Italia a spiegare cosa significa il Veneto. I veneti meritano una risposta seria, l'ha dichiarato il sindaco Brugnaro sull'autonomia. A Livellastro stamane dietro la scuola elementare Povoledo di Asseggiano, dove è stata inaugurata la pista ciclabile sul tracciato dell'ex ferrovia. Baby Gang, dopo i provvedimenti emessi dal questore, l'assessore alla sicurezza annuncia di voler velocizzare l'installazione delle telecamere di videosorveglianza. Basket, tagliarci in festa per la vittoria dell'Umana Reyer contro Reggio Emilia con il risultato di 76-71. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, bentrovati. L'edizione veneziana dei nostri telegiornali, lo avete visto e sentito nei titoli. Una tragedia incredibile, quella avvenuta nel pomeriggio a Jesolo, dove una turista, una 42enne svizzera, è morta davanti alla famiglia, davanti agli occhi disperati dei familiari, durante una gita in barca lungo il Sile. Una piacevole gita in barca lungo il Sile a Jesolo si è improvvisamente trasformata nella più orribile delle tragedie, in un incidente drammatico che è costato la vita ad una donna di 42 anni di nazionalità svizzera, morta di fronte al marito e ai suoi 2 figli piccoli, schiacciata tra un ponte e l'imbarcazione nel tentativo di evitare l'impatto. La polizia locale è al lavoro per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, la houseboat, un'imbarcazione destinata al turismo fluviale che si può prendere a noleggio anche senza la patente nautica, visto che è riservata alla navigazione lungo fiumi, canali e lagune protette a velocità ridotte e mai in mare aperto, stava percorrendo il Sile quando si è schiantata contro il ponte ciclopedonale San Giovanni. A causa del maltempo il livello della marea si era infatti alzato al punto da impedire il passaggio dell'imbarcazione, che ha sbattuto contro la struttura. Sarebbe a questo punto che la donna si è sporta per tentare di liberare l'imbarcazione, rimanendo schiacciata a causa della corrente che ha nuovamente fatto sbattere violentemente la barca contro l'arcata del ponte, un tentativo di aiutare la manovra del marito che si è rivelato fatale. Al loro arrivo i sanitari del SUEM non hanno potuto far altro che constatare la morte della turista. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza l'imbarcazione. Sì, ovviamente la tragedia che sta colpendo tutta la città, perché ovviamente una famiglia che è in vacanza, che noleggia una barca e che purtroppo la signora fa una fine così orribile, è una cosa che scuote tutti quanti. Adesso so che la magistratura farà le sue indagini, perché la barca è sotto sequestro, perché mi dice il mio comandante che è stata noleggiata, e quindi cerchiamo di capire bene la dinamica di questo bruttissimo incidente, che è ovviamente la vicinanza della città ai bambini e al marito della signora. Ancora la cronaca con le indagini per dare un'identità esatta e una causa di morte esatta ai poveri resti trovati vicino a un casolare abbandonato a Marghera. Forse erano qui da quasi un anno i resti di un uomo ritrovati casualmente in questo campo incolto, a pochi metri dalla rotonda che porta ai grandi centri commerciali di Marghera, a pochi metri da un tratto di strada percorso ogni giorno da migliaia di automobili, di camion, di mezzi pubblici. Lo scheletro è stato notato in mezzo ai rovi da un operaio che era salito su un pilone dell'energia elettrica. La polizia ha trovato un portafoglio con una carta d'identità intestata ad un 23enne croato. Dai primi accertamenti non risulta avere precedenti penali. A suo nome non sarebbero state presentate denunce di scomparsa e non è nemmeno presente nelle banche dati in cui finisce chi è oggetto in Italia di una semplice identificazione.
Sul posto sono intervenuti il medico legale e gli esperti della scientifica. I resti sono stati quindi trasportati all'obitorio di Padova per ulteriori accertamenti. Se per il momento nulla si sa della vita del proprietario della carta d'identità, per la quale è stato anche interessato il consolato croato, qualche ipotesi in più su quale sia stata la fine dell'uomo ritrovato a Marghera può essere formulata per la presenza di fratture scomposte che appaiono compatibili con una fatale caduta dall'alto, probabilmente proprio dal traliccio ai piedi del quale è stato ritrovato. Lasciamo per un attimo la cronaca per tornare a parlare di autonomia. C'è grande dibattito anche a livello di governo sull'autonomia, è uno dei tanti temi di scontro tra Salvini e Di Maio, non da ora, ma che oggi ha visto un nuovo scontro tra Salvini e Di Maio. Intanto il sindaco di Venezia dice la sua su un altro tema, quello sull'abolizione delle province, e poi sull'autonomia commenta: vorrei andare con Zaia in giro per l'Italia a spiegare cosa significa il Veneto e cosa significa l'autonomia. Per me non solo vanno abolite le province, e per ora è inutile ricostituire 2500 poltrone con l'elezione diretta o dargli più poteri se non sono in grado neanche di gestire i poteri che hanno, ma vanno aboliti anche gli ATO, gli ambiti territoriali ottimali. Quindi l'abolizione delle province è solo l'inizio di quello che dobbiamo fare per semplificare questo Paese. Sullo scontro tra Di Maio e Salvini in merito all'abolizione delle province, di cui si parla ormai da troppo tempo, interviene anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro con un chiaro messaggio al governo. Bisogna efficientare lo Stato, dobbiamo efficientare lo Stato partendo dagli esempi positivi. Nella città metropolitana di Venezia oggi il debito pubblico è zero. Grazie ai cittadini, a tutti quelli che ci hanno aiutato in maniera trasversale ad arrivare a pensare al cittadino e ai suoi obiettivi. Debito zero, soldi per poter fare le cose, per mettere a posto le scuole, le strade e a operare sull'ambiente, che è uno dei grandi temi che i giovani ci chiedono. I ragazzi devono pensare che a Venezia si può trovare il proprio futuro, restino a Venezia perché questa è l'opportunità del futuro. Ma se sull'abolizione delle province Brugnaro mantiene una linea neutrale, più netta la posizione sul tema dell'autonomia, su cui il Veneto merita una risposta. È un'autonomia che è a beneficio di tutta l'Italia. Dobbiamo spiegarlo all'Italia che chi ha le ali per volare è giusto che voli, perché può trainare tutta l'economia. Dobbiamo girare, io e Zaia, per tutta l'Italia, probabilmente a spiegare quanto utile sarà l'autonomia per tutta l'Italia, non per il Veneto. L'autonomia non è mica una cosa contro qualcuno. Autonomia vuol dire leggerezza, vuol dire vicinanza al cittadino. Autonomia è una cosa importante. L'autonomia non è contro qualcuno, ma è a favore di chi può tirare di più, può dare di più. Bisogna affrontare il quadro in maniera più ampia. Il Veneto ha dato, i cittadini del Veneto hanno dato un grande riscontro democratico. Bisogna dargli una risposta seria, non si può far finta di niente. Altro tema, quello della sanità. I medici e infermieri stranieri cercasi per fronteggiare le carenze di professionisti sanitari a causa dei pensionamenti. Lo sappiamo qual è l'allarme in Veneto. Ebbene, è proprio il Veneto la regione che ha dato il maggior numero di richieste di medici stranieri all'Associazione Italiana Medici di Origine Straniera in Italia, AMSI. Lo ha spiegato il presidente di AMSI, Foda Odi, precisando che il maggior numero di richieste appunto di medici è arrivata dal Veneto con 400 richieste, seguito da Piemonte e da Lombardia con 350. Intanto sulla questione degli ospedali, le schede ospedaliere, lo strappo istituzionale dei sindaci della Riviera del Brenta e del Milanese si è manifestato oggi al termine della conferenza metropolitana con i primi cittadini dei 17 comuni degli ospedali della zona degli ospedali di Dolo, Milano e Noale, che hanno deciso di non partecipare alla seduta di insediamento del Comitato Metropolitano per la Sicurezza convocato da Prefettura e Città Metropolitana. I sindaci hanno chiesto un nuovo incontro urgente con l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin e domani mattina saranno presenti a Venezia a Palazzo Ferrofini per manifestare il loro disappunto e sollecitare un nuovo intervento dell'assessore Lanzarin. Adesso parliamo di viabilità invece nella terraferma con l'inaugurazione di un'attesa pista ciclabile, la ciclabile Valsugana realizzata sul tracciato dell'ex ferrovia.
nastro questa mattina dietro la scuola elementare Povoledo di Asseggiano, dove è stata inaugurata la pista ciclabile che si attendeva da tempo. Alla presenza del sindaco Brugnaro, molti assessori comunali e i bambini con le loro insegnanti. 2,5 km di pista ciclabile, molti non ci credevano, ma ci siamo riusciti, abbiamo recuperato i fondi stanziati dalla Regione, circa 600.000 euro, e abbiamo realizzato questa pista ciclabile a Asseggiano Chirignago via Milanese. È una frequentatissima ancora prima di essere aperta. Aprire questa pista ciclabile lungo l'ex ferrovia Valsugana consente a chi vuole arrivare da Asseggiano fino a Chirignago in sicurezza. Una pista ciclabile che ha una storia lunghissima, magari ve l'hanno anche raccontata i vostri genitori, perché da tanti anni si diceva di poter utilizzare questo percorso dove una volta passava la ferrovia, la famosa Valsugana. Per realizzare la pista sono stati recuperati 47 pali ferroviari, memoria storica dell'ex Valsugana, trasformati in punti luce, e con materiale di recupero realizzate anche le panchine allestite lungo la ciclabile. Soddisfazione anche dall'opposizione, che però aggiunge: la sfida però non finisce qui. Il risultato straordinario che in questi giorni vediamo, con una presenza importante di cittadini, sia di scolari che non solo, che vivono questa pista come una nuova piazza, ci dà la voglia di continuare sul restante sedime dismesso per proseguire in direzione di Martellago, per avere quindi una pista ciclabile che esce dal confine comunale e va in qualche modo oltre. Intanto la Municipalità di Venezia va all'attacco del Comune sul bilancio di previsione. Durissimo il Presidente Martini, che dice stanno svendendo la città. La Municipalità di Venezia boccia il bilancio di previsione del Comune per gli esercizi finanziari 2019-2021. Si tratta di un parere consultivo che non vincola in alcun modo Caffarsetti, ma che ha un fortissimo significato politico, perché ad essere messa sul banco degli imputati è sostanzialmente l'intera attività di un'amministrazione comunale che si avvia a conclusione del proprio mandato, rivelando, secondo la Municipalità, l'assenza di un progetto sia per la città d'acqua che per la città di terra. Il Consiglio di Municipalità contesta nel dettaglio un aumento della spesa per incarichi di collaborazione a 4 milioni di euro dai 2 del 2015, l'assenza di politiche contro il motondoso, la vendita di palazzi pubblici destinati a diventare altri alberghi, la non volontà di intervenire per ridurre una pressione turistica definita completamente fuori controllo. Code interminabili ai vaporetti, lo vediamo nell'intasamento delle calli, lo vediamo a Mestre dove non si riesce a salire negli autobus, quindi una situazione davvero fuori controllo. E poi d'altra parte abbiamo una scarsissima o nulla attenzione nei confronti della residenza. Tutte le spese e le voci di bilancio non sono indirizzate in questo senso. Il sindaco aveva promesso di riportare a Venezia migliaia di cittadini, invece, si legge nel documento della municipalità, a fronte di un modesto vantaggio economico per le casse comunali, la priva del suo patrimonio immobiliare. Nel piano delle alienazioni 2019 si trova Villa Aerion alla Giudecca. Per il 2021 è confermato l'inserimento di Palazzo Corner Contarini, sede supplementare della Corte d'Appello sul Canal Grande. Per la municipalità non si può svendere la città storica per trasformare molti dei suoi palazzi in alberghi, come è stato recentemente fatto per Palazzo Donà e Palazzo Pappadopoli. Nonostante questo, il Comune assicura che non si stanno aprendo nuovi hotel. A noi come municipalità non sembra, nel senso che gli alberghi continuano ad aprire, nel senso che i cambi di destinazione d'uso ci sono, nonostante ci sia invece una delibera che blocchi questi cambi. Il blocco dei cambi sembra interessare solo sulla carta, visto che importanti realtà economiche del paese investono in aree come quella di San Giobbe cifre ingentissime. Pochi istanti di pubblicità, poi torneremo a parlare di cronaca a partire dalla Castellana bloccata nel pomeriggio in zona Scorzè. Speranza. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Venezia. Ripartiamo dalla cronaca e dal disagio per tanti automobilisti lungo la Castellana a Scorzè, la regionale 245 in via Castellana a Scorzè. Dalle 13:10 l'intervento dei vigili del fuoco per operare in zona per la perdita del carico di alcune lastre di ferro da un auto articolato. Per causa in corso di accertamento, il camion adibito a trasporto eccezionale ha perso il carico mettendosi di traverso lungo la carreggiata. Nessuna persona
è rimasta ferita. I vigili del fuoco arrivati con 2 automezzi, tra cui l'autogru, stanno recuperando il carico. La circolazione della strada è stata interrotta per ore all'altezza della Crosarona e la circolazione veicolare è stata deviata su vie alternative. Sul posto i carabinieri anche e il personale di Veneto Strade. E intanto si torna a parlare di baby gang. L'assessore alla sicurezza infatti di Venezia annuncia di voler velocizzare l'installazione di telecamere di sorveglianza. Quello che più ci deve far riflettere su queste cose è il diffondersi tra i ragazzi più giovani un senso di arroganza che passa alla violenza e commette e viola insomma una serie di reati molto importanti. Anche per questo, alla luce dei recenti episodi di violenza da parte delle baby gang della zona tra Venezia e Mestre, l'assessore alla sicurezza ha deciso di riunire al più presto i tecnici perché si acceleri il montaggio delle telecamere di videosorveglianza. Mentre nel frattempo sono già state messe in campo azioni, in primis i provvedimenti emanati dal questore nei confronti di 12 persone, tra cui la sorveglianza speciale per un capobanda. I provvedimenti che ha emesso il questore non vanno assolutamente sottovalutati, anche se sono i primi, e ritengo ne seguiranno degli altri, perché misure come queste sono misure molto più importanti, come diversamente alcuni credono, perché costituiscono esattamente l'anticamera delle misure cautelari che possono seguire, che hanno appunto una pesantezza maggiore. E adesso a Mira con l'arresto di una persona accusata di tentata estorsione. È stato arrestato dai carabinieri a Mira, dove si era trasferito da poco, con l'accusa di essere stato assoldato da un impresario edile per riscuotere in modo piuttosto deciso un credito che in realtà era inesistente. In manette è finito un 42enne di origine calabrese nell'ambito di un'operazione ribattezzata dagli inquirenti giustizia privata che dal Veneto porta in Piemonte. La giustizia privata è quella che voleva farsi un imprenditore edile di Torino che, dopo aver perso in primo grado e in appello il processo col quale reclamava il pagamento di 100.000 euro per dei lavori di restauro, avrebbe deciso di ottenere la cifra comunque, assoldando per l'appunto 2 persone che si facessero consegnare i soldi. Le investigazioni, condotte tra l'ottobre del 2018 e il gennaio del 2019, coordinate dalla Procura di Torino, hanno permesso di accertare una tentata estorsione commessa dagli indagati mediante ripetute minacce, appostamenti, incontri e comunicazioni telefoniche. Tutti con precedenti di polizia, gli arrestati sono accusati di tentata estorsione aggravata in concorso. Adesso il basket e la vittoria della Reyer contro Reggio Emilia. Con il risultato finale di 76-71 a favore degli Orogranata si è conclusa la partita tra Umana Reyer e Grissimon Reggio Emilia sul parquet del Palasport a Liercio. Una vittoria importante contro una squadra che ha lottato per 40 minuti per portare a casa il risultato, giustamente perché erano punti importanti anche per Reggio Emilia. Con questa vittoria l'Umana Reyer consolida il secondo posto a 2 giornate dalla fine della regular season, ma nella sua analisi post partita De Raffaele sottolinea come in questo momento alla squadra manchi un aspetto. Credo che certamente non siamo ancora nella massima espressione, anzi credo che abbiamo giocato una partita troppo a strappi, troppo up and down, e soprattutto ritorniamo al solito discorso, nel senso che c'è una condizione fisico-tecnica disomogenea nella squadra in questo momento, lo si percepisce in base a questi up and down all'interno della partita, quindi non è che c'è da nascondersi dietro cose particolari, facciamo fatica a mettere il corpo in alcune situazioni di 1 contro 1, nelle situazioni proprio dove serve avere fisicità, e quindi il nostro obiettivo era assolutamente quello di portare a casa la partita, che poi era una cosa importante, però basta vedere anche quanti errori abbiamo fatto ai tiri liberi, abbiamo sbagliato 10 tiri liberi tirando col 55%, quanti errori abbiamo commesso da sotto, credo che dobbiamo anche toglierci un po' di questa tensione che attanaglia qualche giocatore, ma ripeto, la cosa che più mi preme è avere una condizione più omogenea, tecnica e anche soprattutto fisica, cosa che in questo momento non abbiamo. Parleremo di lavoro da 20:10 subito dopo il telegiornale di Treviso con Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso, e Cinzia Bonan, segretario generale della CISL Belluno Treviso, in avvicinamento alla festa dei lavoratori del 1° maggio. E poi alle 21:15 torna Ring, il talk show
che mette alle corde la politica, tanti i temi in ballo. Avremo 4 sfidanti di queste europee del 26 maggio, l'onorevole Elisabetta Gardini di Fratelli d'Italia, Laura Puppato del Partito Democratico, Gian Antonio Darè della Lega e Simone Contro del Movimento 5 Stelle. È tutto da Venezia, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. L'ondata di maltempo che ha causato piogge intense e anche il ritorno della neve in montagna concede una tregua alle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto al mattino il cielo sarà ancora a tratti coperto con qualche residua precipitazione sui monti. Sarà più asciutto e soleggiato invece a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime comprese invece tra 16 e 19 gradi circa. Occasionali piovaschi saranno possibili anche sul Friuli Venezia Giulia, specie nella prima parte della giornata. Col passare delle ore migliorerà ovunque con ampio soleggiamento. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, massime comprese invece tra 14 e 18 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque con cielo poco nuvoloso ma ancora con qualche nevicata sui confini alpini oltre i 1100 metri. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime sui 20 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.